Buongiorno, Buonasera. buonasera cari amici, benvenuti anche stasera alla Marietto Show con Hildegarda come Esatto, stasera ospite. sono ospite, il campo è Eccezionale. suo. Noi siamo su 3 canali, Hildegarda su YouTube, Marietto Veneziano su YouTube e nel diario del famosissimo Marietto Veneziano, che sarei sempre io. Esatto. Siamo in contemporanea su 3 in Mondovisioni, praticamente ci vedranno 10 persone. Un piccolo mondo. Uno per il canale, Sì. praticamente. Bene, cari amici, vi diamo subito gli appuntamenti per domani mattina alle 10, presenti tutti, e venerdì alle 21:30 ci sarà solo Hildegarda perché il format, visto che ho ricevuto parecchi PVT che desiderano veramente solamente Hildegarda alle Ma non 21:30. è vero, No, è non vero, è è vero. Abbiamo deciso comunque che è la cosa migliore. Vediamo un pochettino. Quindi se abbiamo già avete degli domande amici. importanti tenetele per venerdì alle 21:30, no? Perché se Sì. c'è Marietto, poi guardate, no, è di qua, no, l'occhio. Guardate il bracciale, No, sto scherzando. c'è la cavigliera, anche vuoi alzare la cavigliera? La cavigliera o gli arresti domiciliari. E Allora, incominciamo con poi un'altra cosa importante, perché ho ricevuto alcune domande sui circuiti. I circuiti noi li spieghiamo la mattina alle 10, dopo la bellissima... e la mattina riceviamo domande per la diretta della sera. Esatto, cioè Dunque c'è mettiamoci un po' di d'accordo. confusione. C'è un po' di confusione fra quelli che ci seguono. Allora, la mattina noi spieghiamo i circuiti e le news su quelli nati del giorno, i flussi planetari, e un po' di radiostesia radionica con un pizzico di magia, una E di mescolata esoterismo. E via, la ricetta delle 10. La ricetta delle 10 di Hildegarda Marietto Veneziano. E invece alla sera, come nei palinsesti, ci sono le sibille che d'ora in avanti nelle ore prestabilite di Hildegarda ci sarà solo lei nel suo format, invece nel mio ho chiesto un aiuto a Hildegarda per poter, come si suol dire, essere più analitico, essere più in dettaglio, perché so che è Sì, ci siamo apprezzatissimo. Invertiti, dice Pierluca. Sì. Sì, beh, in un certo senso, diciamo così. Ah sì, bravissimo Pierluca. Ha notato la finestra. occhio. Bravo Pierluca, Bravo. bravo. Pierluca praticamente ha guadagnato 10 punti, perché infatti stasera gli ho detto io preferisco stare alla destra. Ho detto, ma anch'io preferisco stare a sinistra. Tra l'altro, a livello esoterico, la colonna del femminile, dunque l'aspetto, la polarità negativa sta a sinistra. Bene, polarità positiva. Beh, detto questo, dopo 2 minuti e 50 secondi potremmo cominciare a salutare i nostri preziosissimi, amatissimi amici che ci seguono. Prima, buonasera Antonio, buonasera. Diana. Emily. Possiamo scendere perché... Sofia, buonasera. Fabiana, Matriosca, Doina, Italia, buonasera, Daniela, Maria, Anna, Eli, Vanessa, Rossella, Pierluca, Lia, Rita, Rossella ancora, Roberta e Giuseppina, Kiwi, perfetto, Alma. Bene, ciao. Benissimo, allora siamo carburati, il bianchetto l'abbiamo bevuto, quindi ragazzi dopo vi ricordiamo sempre che rispondiamo preferibilmente ai nuovi iscritti per dare spazio anche a loro di conoscerci. Esatto. Però comunque vale sempre la solita richiesta di scrivere il vostro nome, la data nella domanda, chiaramente, la domanda formulata in modo chiaro, dunque nessuna ambiguità, nessuna doppia opzione, perché nella domanda sia per il pendolino sia per le sibille è insita la chiave di lettura. Sì, esatto. E dunque come si fa a dire sì o no in una doppia opzione e come si fa a rispondere se già nella domanda c'è una polarità, dunque è necessario che siate voi proprio a fare la domanda chiara. Esatto. Mi raccomando, se chiedete, non so, per il partner o di guardare qualcuno, dovrete metterci anche il nome e la data di nascita di questa persona. Più dati ci sono, più noi riusciamo ad avvicinarci a una risposta alla scia energetica corretta, perché capite che già così al massimo arriviamo al 60%, se la giornata proprio che imbrocchiamo tutto anche il 90%. Però capite che sono quasi qualcosa di eccezionale. Quando noi abbiamo per esempio più indicazioni, la cosa che accade per esempio nel consulto privato, ci comunicate anche il vostro cognome, eccetera, è chiaro che
lì ci avviciniamo ancora di più perché certo. la vibrazione è sempre più precisa, perché in consulto privato certo. vi chiediamo eventualmente anche una foto, se non l'avete già nel profilo. Chiediamo anche 20 euro. E chiediamo anche 20 euro. Vabbè, sì, perché no, vogliamo dire anche questo, perché ci arrivano certe domande come se noi dovessimo lavorare gratis. Avete sbagliato. Noi offriamo queste finestre, questi spazi dove appunto diamo una risposta gratuitamente. Esatto. Abbiamo già detto che preferiamo rispondere ai nuovi per dare Certo. spazio a loro di avere una possibilità come tutti e a noi di farci conoscere anche da altre persone. Sì, certo, perché e poi ci arrivano appunto delle richieste di gente che magari... Sì, mi dai una risposta, poi quando facciamo il consulto ti pago. Allora io... Vabbè, pensate di andare in banca così. Cioè, capite, Oppure voglio dire, al supermercato così. Intanto mi dai il pane perché oggi ho fame, poi quando vengo a fare la spesa ti pago. Ne sentiamo di tutti i colori, cioè pensano di essere da baracconi, no? Cioè non è così che si lavora. Noi lavoriamo. Tra l'altro ci facciamo solo pagare il tempo, nemmeno il numero di risposte. Esatto, in futuro lo faremo. Io conosco un mio amico, 3 domande, 120 euro, se no aria, andate a pascolare l'altro qua. Comunque per dirvi la qualità, no? E effettivamente le sue risposte hanno aiutato molti a evitare disastri. No, per dirvi, no? Però quando ci arriva gente che oltre a dare queste finestre gratuite ci fanno delle richieste. Abbiamo sempre detto, se venite in privato, mettetevi nella testa che il tempo che noi dedichiamo ai consulti privati chiaramente è a pagamento. Gli spazi che invece dedichiamo qua li offriamo generosamente a tutti quelli che certo, siamo anche contenti. Poi un'altra cosa, perché voi dovete capire che in privato noi perdiamo tempo a leggere anche le richieste. Se uno ti contatta in PVT, ti fa domande, ti incomincia a raccontare la fava e stai lì 10 minuti a cercare di capire cosa vuoi, poi gli dici guarda che se vuoi io analizzo la tua cosa, però a livello professionale sono 20 euro. Capite che se poi questo qui ci fa perdere tempo, è un male per tutti. Questo lo dico nel sì, sono dettagli nostri, però è da spiegare, è chiaro no? In privato a pagamento. Noi stiamo qui anche un'ora per spiegarvi le cose gratis nelle vostre finestre. Stiamo facendo appunto tutto il nostro possibile, ogni mattina siamo con voi a spiegarvi delle cose di radionica, di astrologia, cioè vi diamo delle nozioni, ma anche un momento per passare del tempo in modo costruttivo. La sera, quando ci sono le live e dunque offriamo appunto questo spazio, questa possibilità, potete... Ma non veniteci in privato a fare delle domande che sembra che... In privato venite, se avete intenzione di investire in un consulto professionale. E cercare magari di evitarsi qualche problema, no? Appunto. Perché sennò, come oggi, ma anche altre settimane fa, mi sono arrivate in privato alcune domande che sembrava che stava parlando col pagliaccio del quartiere, forse non ha mica capito, cioè voglio dire, non è per noi questo tipo di clientela. Comunque ascolta, siccome già al mattino siamo molto prolissi e abbiamo fatto 8 minuti, andiamo al dunque. Sì, perché dopo abbiamo la serie televisiva. Ci aspetta Dark, tra l'altro ve la consigliamo perché è una serie televisiva che ha argomenti esoterici molto belli, molto interessanti. Vedetela, ve la consigliamo. Andiamo avanti con le domande, dai, via. Cominciamo da Diana. Volevo sapere se Marco 7 settembre 85 prenderà una decisione nei miei confronti. Che cosa pensa di fare? Lo farà? Quante domande? Una, spiegala bene, vediamo che intenzioni ha Marco, sì bene, no male, allora, per te. Diana, il discorso è semplice, sta sul sì e bene, cioè sì bene, no male. Ok, e poi aspetta che leggiamo anche... le date, Diana 21 e Marco 7 settembre 85. Ok, mettiamoci bene in contatto con allora, vediamo se Marco ha intenzioni positive o negative nei confronti di Diana. Per il momento sembrerebbe, però magari Sibille. Vediamo cosa dicono le Sibille, chiediamo le intenzioni di Marco nei confronti di Diana. Grazie Sibille. Ok. Allora, è vero che il taglio inizia con costanza, ma c'è anche leggerezza, dunque
diciamo che forse il suo atteggiamento è costantemente poco chiaro, o che sembra non avere proprio intenzioni di... Cioè dal taglio si direbbe che non è che ti voglia mettere un anello al dito ancora, Vediamo un po'. Allora, dunque, Diana, Diana, cercati un altro fidanzato. Cercati un altro fidanzato perché queste carte, le Sibille, come sono uscite adesso, la Hilde ha paura di spiegare. Allora, provo a spiegarti un po' quello che viene fuori. Già dal passato, secondo me, dovete aver avuto qualche discussione, forse proprio sulle intenzioni, non era molto chiaro. Vedi che c'è già lettera, vedovo, dunque c'è un senso di solitudine o comunque come se qualcosa fosse ineluttabilmente in una certa maniera. Anche le conversazioni sfociano in discussioni, anche se poi cercate sempre di mettere una pezza. Questa è la linea del passato. Però vedi nemico, mercante, stanza, morte, sono carte un po' pesanti. Mi sembra che lui stia valutando qualcosa, ma non abbia veramente intenzione di fare qualcosa di più. Vedi che è bloccato, anche i suoi slanci sono bloccati. È fermo lì dov'è, però si raffredderà sempre di più nel prossimo periodo e secondo me... Qui è amplificato, qui è amplificato. Sai, non penso, la tua strategia di metterlo eventualmente con un ultimatum non funziona, secondo me. O comunque di aspettarti qualcosa da lui, non ti devi aspettare granché, perché secondo me ti farà sospirare tutto, anche un eventuale fidanzamento, fermo restando che, attenzione, perché non lo so, non lo vedo molto fermo nella sua idea. Poi il pendolino ha già detto di là per il futuro. Andiamo alla prossima. Emily. Buonasera, volevo chiedervi aggiornamenti. No, leggi anche carissimi. Sì, aggiornamenti tra me, Emanuela, 19 agosto 75, Marco, 27 maggio 77. Poi Emily per un po'. Ma non è lo stesso Marco di prima. Sì. Poi lasciamo spazio anche ad altri, Emily, sì. Oppure ci contatti nei consulti privati. No, sì, esatto. Allora, comunque rispondiamole velocemente se si rivedranno a breve, che abitano lontano. Sì, ok. Allora. Bene. Insomma, Marco, il nome va di moda. Comunque è sempre un bel nome. No, ma Marco è un nome... sembrerebbe che, insomma, si dovrebbero vedere. No, ma su no, vedi? Cioè sì e poi no. Cioè, forse ne parlate tanto. È come se ci fosse un dialogo che lui e poi... Beh, sai, lei ha chiesto a breve magari no. Certo. Cioè lui modernamente vorrebbe, ma... Magari ci sono degli impedimenti, vediamo di chiarire con le Dai, Sibille. vai al dettaglio, fai un bel tacco col contrasto. Il liquido di contrasto. Allora, vediamo tra Emanuela e Marco se c'è questo incontro. Grazie. Beh, vedi che c'è molta volontà, ma ci sono anche degli impedimenti. Sì, degli ostacoli. Sospiri. Dispiaceri. Allora, effettivamente non lo vedo a breve questo viaggio, non ci sono carte di gita o di spostamento. L'unica carta di spostamento è preceduta dalla morte. Dunque, diciamo che a breve non lo vedo. Cominciamo dal fatto che vi trascinate comunque dietro un tormento, no? Questa distanza che comunque diciamo che è pesante, non è vissuta serenamente ed è una distanza che anche accumula e acuisce, no? le problematiche della relazione, che in effetti vedi che
è raffreddata e porta dispiacere. Sì. Dunque non è che partiamo proprio con le migliori premesse, e più il tempo passa e più la relazione vacilla, vedi che porta abbattimento morale, soprattutto a te. Esatto, lei tenta, ma soprattutto poi a guarda te, qui e e là. poi io devo dirti che non la vedo molto positiva questa cosa. Penso che più passi il tempo, più il pericolo che si insinuino altre opzioni, altre persone fra voi, possa esserci. Già qua compare la carta del ladro e siamo sulla linea del presente. Anche qui, che sembra che la cosa possa essere organizzata, in realtà poi vedi che non si compie nel prossimo periodo. Dunque, per quanto possano parlarsene, in realtà subentrano degli impedimenti. Anche lui, che per scritto ti fa tante promesse, ma non gliele vedo mantenere. Vedi che il dialogo c'è, sembra che ci sia la possibilità a qualcosa, ma poi tac. No, nel breve non vedo questa cosa. Anzi, mi sembra che la relazione È in stallo, è in una fase di stallo. Andiamo con Fabiana. Fabiana, ciao, 20 sono Fabiana. novembre del 2001. Vorrei sapere se Francesco, 6 giugno 99, mi contatterà. Giovanissima Fabiana, Bene. È nata del XX secolo. Sì, sì. Fa piacere. Vediamo. Fabiana, Giulio. Francesco. Avrà cambiato Fabiana e Francesco. Mannaggia, glielo dobbiamo dire che non si deve permettere di cambiare nome. Fammi concentrare su. Sì, scusa. E sembrerebbe che la chiamerà. Francesco. Sì. Sì, Francesco sì. Giulio no. Per quello ho dato su no prima su Giulio. Certo, era Giulio. Stavo cercando Giulio. Allora controlliamo con le sibille se Francesco chiamerà Fabiana. Vediamo un po' come andrà. Vediamo un po'. Grazie sibille. È un ragazzo interessante, tra l'altro, brillante. Brillante, ha voglia di fare. Comunque ha dei bei modi, sembrerebbe. Un gelosetto, Allora, di chiamarti ti chiamerà, il finale è molto positivo, ma è una giostra, una montagna russa, Sì, sì. Allora, casa, leggerezza, morte, amica e amatrice. Dunque, allora, sembra quasi che intanto sia una persona che frequenti già, o che comunque, non lo so, compare la casa. Dunque è un qualcuno che in un modo o in un altro doveva già, magari è il figlio di amici, dei genitori, oppure comunque qualcuno che possibilmente è nell'orbita, ma che in passato si è allontanato per altre questioni. Però vedi che c'è già, o c'è qui un'amica, magari lui stava con una persona che conosci tu, una tua amica, oppure avevate un'amicizia che si è interrotta perché magari tu eri già innamorata di lui, insomma, o comunque c'era di mezzo un'altra persona. Al presente, fedeltà, gran signore, vedi che tu a lui interessi di sicuro, ma ancora non si lancia, vedi che lo tiene nascosto perché c'è il militare. E tra l'altro non so se è geloso proprio lui di te, o se sì, sembra proprio che comunque magari non ha, come dire, quel coraggio, quella certezza che facendosi avanti poi la cosa andrebbe bene. Molte volte le persone non si fanno avanti per il timore di un rifiuto, no? E non rischiano. Lui però potrebbe anche darsi che appunto segretamente ha questo interesse, perché insomma queste due carte sono inequivocabili, però insomma è tormentato, comunque ha delle ansie, delle preoccupazioni, oppure litigherete in qualche modo, non lo so. Diciamo che ho la sensazione che comunque l'interesse ci sia, non si farà ancora avanti, non vedo
le carte tipiche dei messaggi, delle chiamate. Vedo che vi incontrerete, sì, in un'occasione, ma che non andrà molto bene e che, vedi, cioè, è come se il ragazzo ha dell'interesse, io te lo dico, di sicuro ce l'ha, ma non si slancerà tanto nel breve. Mi sembra un po' frenato. Sì, frenato, rassegnato, oppure ha il timore che ci sia anche qualcun altro che ti gira intorno. Chiaramente noi stiamo facendo la lettura dalla sua prospettiva, perché abbiamo chiesto se, insomma, lui esatto. ti chiamerà. Dunque, diciamo che ha paura che ad avvicinarsi, soprattutto in futuro, sia qualcun altro a te. Dunque, magari è anche un po' insicuro, oltre che geloso. L'esito però è che, insomma, alla fine pensa che ti ripensa, alla fine secondo me si farà avanti. Capito? Guarda lì, Dunque, dai, non ti preoccupare, avrà ancora delle insicurezze per un altro po' e magari ha bisogno di capire meglio. Magari un piccolo incoraggiamento da parte tua, una piccola spinterella. Un invito a mangiare un gelato? Ma non troppo, lascia che faccia il cavaliere, che si faccia anche avanti. Magari, solo fagli capire che non ce n'è nessuno. Magari è anoressico, metto su qualche È dieta? Vedi, lei mi vuole mettere Andiamo. Niente, avanti il prossimo. Via. Matriosca. Anche a te, che mi sembra un nome che abbiamo già sentito qua e là, mi raccomando, lasciamo poi spazio ai nuovi. Esatto. Ciao, allora, Chiara, 18 aprile 97. Ciao, volevo sapere se a Roberto, 8 agosto 91, ha fatto piacere il fatto che io gli abbia scritto. Bella domanda, questa è una domanda Vediamo se bella formulata bene, bravo. Sì, però io la voglio rileggere perché va bene. Chiara 18/4/97 e Roberto 8 agosto 91. Una bella domanda chiara, che si capisce che Roberto e Chiara, si chiama anche Chiara, la domanda è questa: si è fatto piacere che abbia scritto. Ok, cioè Achille intanto si è addormentato e sogna. Sta sognando sì. il cane, vediamo un po' chiaro. Chiara, sto Roberto, la lettera, io non so se è un messaggio, un SMS, quello che era, l'ha fatto riflettere un po', ma sembra che abbia quasi un po' paura. Sai, è un'età dove magari quella differenza 97-91 magari gli sembra tanta. Sì. Capito? Lui magari sì, sono giovani, ma può anche essere che per lui, sai, è un'età strana. Sì. 91, dai. Comunque lui l'ha presa seria, Lui ha quasi 30 anni. Ma oggi sono 30 anni. Sì, siamo d'accordo, ma sono quell'età, 30 anni sono di primo pelo. Guardano le coetanee ancora, più avanti che poi guardano le giovinotte. Comunque vediamo, lettera, ladro, non se l'aspettava. Infatti ho visto che l'ha fatto riflettere molto però ha cercato di metterla a retromarcia dopo quella lettera. Non so se poi era... guarda ancora messaggio. Aspetta che vado un po' indietro. Ma allora, non è che proprio male, però probabilmente comunque non si muoverà più di tanto. Cioè, vedo che qua comunque già nel passato ci sono state occasioni di incontro, però sai, vedi l'ammalato. Dunque c'era sempre una... meglio perché... ok. Esatto, perché non si vede tanto bene. Dunque, delle occasioni di incontro ci sono già state, perché vedi, lo maggiori preziosi sono tutti idonei, o comunque le opportunità, le occasioni. Sì. E la casa sono frequentazioni oppure momenti di intimità, e la riunione sono gli incontri, dunque già qualche volta nel passato vi siete incontrati per qualche altra ragione, ok? Però vedi, non era un incontro, c'è l'ammalato, dunque non è che io posso dirti era un incontro sentimentale corrisposto da entrambi, anzi ha lasciato sempre qualche... ruggine. No, diciamo più delle riflessioni che ti portano a chiuderti, no? A vedere le cose come un problema. Sì. Dunque, una piccola retromarcia.
Tu chiamala così, io direi che magari questa persona si è preoccupata un po', diciamo, o non l'ha vista con lo stesso entusiasmo, anche se poi c'è la consueta sorpresa. Dunque, diciamo che tutto sommato è gratificato dall'interesse che hai mostrato. Vedi che c'è il saggero, amatrice, comunque ha capito benissimo il tuo interesse, però ho più la sensazione che a lui interessi qualcun'altra, un'altra persona. Tu vedi un'altra persona lì? Ma questa è una carta dove una donna balda con due uomini. E dunque, al contrario, lui probabilmente sì, non disdegna le attenzioni di lei, ma vedi che lui... Tu ce n'è niente, dici? No, non è neanche new, secondo me lui è probabile che abbia già qualcuno, qualche interesse. Qualcun altro. Vuoi che ti do pendolino? E chiedi se vuoi. No. Qua c'è, vedi, donna di servizio, speranza e donna maritata, cioè comunque lui vede fonambolo. No, vedrà che che comunque ti dai da fare, che ti vede una persona attiva, interessata, però è un po' fermo sulla sua posizione, non lo vedo lanciarsi, anzi la vive più come una cosa... Ecco te. Sai, questa è una carta di speranza, ma è anche una carta di amori facili e leggeri, dunque la vive più come una cotta che lei possa avere, ma niente di... capito? Niente di concreto. Comunque, guarda che in futuro l'attrazione credo che ci sarà, cioè magari lui fa un po' così, un po' il sostenuto, però qualcosa nei tuoi confronti, non è che è proprio insensibile nei tuoi confronti. Non è un iceberg. Però ancora non adesso, nei prossimi mesi, nel periodo a venire. Dunque, vedi, anche qua parte con delle carte magari un po' così, ma poi denaro, allegria. Dunque, non è adesso che ti darà soddisfazione, più avanti. Allora. Quindi la prossima volta che gli scrivi, contattaci. Sì. Allora, andiamo avanti, vediamo, abbiamo risposto a Matriosca. Giù. Doina. Allora, Doina, vediamo se trova un lavoro migliore. Fai sì, no. Anche a Doina, comunque ricordiamo che per un po' di lasciare spazio ad altri. Vedo che il pendolino soffre. Impallato lì né sì né no. Magari vuole dire che per un po' troverà lavori più o meno della stessa levatura. Sì. Cioè ogni tanto tira verso il sì, come se magari qualche... alla fine sì, ma ci vorrà un bel po'. È un sì sudato. Guarda, Doina, nei prossimi tempi non aspettate miracoli perché saranno veramente tempi impegnativi. Sicuramente troverai dei lavori, ma non proprio non nettamente migliori di questo. O quello che tu speri, però sicuramente trovi. Qualcosa... Perché non è andato neanche sul no. È lì che lotta per aiutarti, ma... Allora, vediamo per Doina se trova un lavoro migliore. Grazie, poi è caduto questo. Qualche proposta arriva, qualche offerta, qualche possibilità, però da una carta sola non siamo in grado di dire se sarà meglio o peggio. Allora, Sibille, per favore ditemi se Doina trova un lavoro migliore. Grazie. Ma qualche colloquio? Qualcosina, sì, però sai... Beh, lei sta mandando tanti... Sì, vede che si sta dando da fare. E si vede anche qui però... dai. Allora, devi tenere duro, Tieni duro. Non sarà subito, perché al momento invece arrivano solo delle situazioni, non vedi? Allora, meriti di più, è inutile. Allora, lei già
è già un po' che cerca, perché compare già nel passato, ma le arrivano anche tipo delle informazioni, delle notizie, magari qualcuno le dice, sai, cerca, perché ci sono delle opportunità di lavoro, vedi? Proprio l'opportunità di lavoro. Magari poi come rimane? C'è anche un'amica che magari le sta dando una mano, chiedendo in giro, dandole, comunque in passato sicuramente questa persona ha cercato di darle una mano, però ora tu sei così in questo momento, c'è malinconia, instabilità, non è che sai tanto bene come andranno le cose, sei un po' timorosa anche di fare il passo sbagliato, c'è molta concorrenza e anche disonesti, non è che è tutto rose e fiori in giro, e questo è anche ciò che ti causa questa preoccupazione e questa afflizione. Però guarda, attenzione, perché si apre un capitolo positivo, vedo che qualche offerta, qualche possibilità favorevole, vedi che c'è anche la carta della costanza, c'è, dunque tutto sommato non è tutto fermo, che sia meglio del precedente non lo so, però che ci sia del movimento e che tu possa fare addirittura un colloquio con un datore di lavoro particolarmente facoltoso, c'è. Questo potrebbe, come dire, darti un sostegno maggiore, ma non è ancora una vittoria a pieno campo, però diciamo che nel prossimo periodo sarà un po' meglio di adesso, magari non ancora il lavoro dei tuoi sogni, ma sicuramente meglio di adesso. Vedi che c'è anche qui domestico, donna di servizio, dunque tanto lavoro e magari sogni di migliorare, no? Perché Gran Consolazione è più un qualcosa, sono i nostri progetti, i nostri sogni, le proiezioni che noi abbiamo nei confronti del futuro, ma ci invita a muoverci, però vedo che comunque arriva qualche cosa di positivo per te. Dunque, dai, magari non è subito, ma vedrai che nel mucchio qualcosa verrà fuori. Qualcosina. Comunque si sta muovendo bene, eh? Sì, sì, sì. Perché guarda, la Duina si sta dando da fare. Ah, buonasera Italia, buonasera Daniela, ciao Maria, buonasera anche a te. Anna, perfetto, visto che c'è lei la salutiamo, ciao Anna, e Anna. Rispondiamo ad Anna. Vorrei sapere se il lavoro riprenderà. Vuoi ora c'è un po' di che si sono... Man mano che poi andiamo avanti con le domande. Sì, ma guarda, fra un po' chiudiamo. E vabbè, poi quando chiudiamo li salutiamo tutti. Vabbè, ascoltiamo. Sì, perché andiamo a rispondere. Allora. Dunque, dove eravamo? Anna, qua. Vorrei sapere se il lavoro riprenderà, ora c'è un po' di fermo. Anna Maria, 19 maggio 67. Vediamo un po' se riprenderà. Cioè che stasera il pendolino è... Dove l'ho mangiato pesante? Eppure. No, a parte gli scherzi. È un po'... Vediamo un po' le sibille. Vediamo cosa dicono le sibille per Anna Maria. 19 maggio 67. Per favore, sibille, diteci come andrà il lavoro per Anna Maria. Il lavoro è importante, io ci tengo. Anche no, infatti. La gente lavori bene. Vedi che blocca, guarda qua, prigione e sospiri, dunque un periodo... Si vede che sei proprio... sei giù di tono, sì. Guarda che roba passata. Qualche cosina, però sono parziali. Allora, ascolta. Dilla più positiva che puoi. Ma no, ma io sempre cerco di essere ottimista. Dunque, sono carte pesanti. Vabbè, non vedo. Allora, diciamo che sono carte un po' impegnative. Ne ho viste di molte peggio perché esistono carte veramente ancora più negative di queste. Sì, dunque, come dire, non demoralizziamo. È chiaro che hai avuto degli ostacoli che sono magari anche stati causati da altre persone o ingerenze di altre persone che ritenevi potessero essere fidate, ma che magari non si sono manifestate o dimostrate tali. Dunque, probabilmente ti sei trovata a dover lottare con
o con ostacoli creati da altre persone, o Poi con anche cose il che non segreto, erano chiare, l'hanno esatto, colpita di nascosto, guarda che cose che fatto. non erano chiare o che hai Mhm. scoperto appunto dopo che c'erano dei problemi che subito non ti erano stati detti, insomma, diciamo che Ma anche gente gelosa, sì, oppure discussioni con persone che appunto non ti hanno sostenuto. Sai, diciamo che il passato è decisamente impegnativo e comunque è nettamente peggiore del presente e anche del prossimo tempo. Però attenzione, perché comunque tutto quello che hai già affrontato è sicuramente l'aspetto un po' più pesante, Sì, no? peggio è passato. Ecco, diciamo che per ora il peggio è passato, ma ancora sussiste una forma di competizione e incomprensione con una, o non so se è una collega più giovane, una figlia, comunque qualcuno che indirettamente influenza un po', ma che comunque tutto sommato con allegrezza al cuore e stanza non causa un problema poi più di tanto. Potrebbe anche essere uno stimolo comunque per te per darti maggiormente da fare. Ok, qua c'è infatti la possibilità di più opzioni, addirittura probabilmente degli incontri o dei colloqui che possono dare un nuovo indirizzo o un'apertura in qualche modo, perché sono sempre, questa carta è comunque una carta di matrice positiva e soprattutto visto che è accostata dall'allegrezza al cuore. Dunque diciamo che c'è una apertura, sembra in questo momento, nei confronti del futuro. Ci sono ancora degli ostacoli, vedi che c'è ancora la carta del nemico, dunque qualcosina ancora nel prossimo periodo potrà dare dei problemi che possono durare anche un po', ma che comunque con questa carta della costanza, che è una carta di riuscita associata alla speranza, io direi che comunque vai ad affrontare positivamente. Vedi, ancora non posso dirti che la ripresa è piena, perché ci saranno ancora dei momenti di dispiacere, forse magari o che arrivano delle situazioni tipo dei pagamenti improvvisi o che tu contavi di poterli dilazionare o fare in un altro momento, invece arrivano e non potrai fare a meno di pagare, oppure comunque qualche notizia che riceverai e che non saprai bene come gestire, ma che insieme ad altre persone, dialogando, farete fronte comune e vedo che effettivamente troverai sostegno e consolazione. Dunque, diciamo che il peggio, come ti ho detto, dalle sibille sembrerebbe passato. Ci sono ancora dei refusi, dunque qualcosa che provengono dal passato e che vanno corretti e rettificati con un po' di buona volontà e pazienza. Ancora non è discesa, però andiamo migliorando. C'è però un qualcosa che secondo me devi andare a chiudere completamente con il passato, perché abbiamo qua domestico che può essere un collaboratore o comunque uno dei servizi o uno dei lavori che tu fai, che segui, che ben inteso io non so neanche cosa fai, perciò però a quanto pare si direbbe che o una vecchia collaborazione o un collaboratore che è con te da molto tempo o un qualcosa che era parte del lavoro che fai, che hai fatto per molto, andrà comunque chiuso per dare un inizio nuovo. Dunque probabilmente devi cambiare qualche strategia per quanto riguarda il tuo lavoro, per avere poi dei miglioramenti. Forse è tempo di cominciare a sondare nuove possibilità, sempre però mantenendo quello che fai. Comunque il peggio è passato, Secondo me sì, però ancora non c'è una ripresa, ma vi dovete dare da fare, cercare nuovi territori. Sì, il peggio è passato, il pendolino l'ha vista un po' più scura, comunque dalle carte che si è visto può farcela. Devi eh. fare fronte comune con qualcuno e chiudere qualche vecchia porta. Sì. Tutto sommato il peggio è passato. Andiamo avanti. Abbiamo ancora Elena, 2 giugno 84 e Volodymyr. Allora, anche a te abbiamo già risposto, ma insomma dovreste riuscire a dare un po' spazio agli altri anche, perché abbiamo tante domande di altre persone. Che se no dopo non riusciamo più a... Esatto, anche perché noi, tolte le 5-6 prime domande,
Facciamo 5 carte veloci. 5 dai. carte e un sì no, anche perché preoccuparti se ti tradirà fisicamente in futuro, insomma, mi Vedi. sembra proprio una domanda. Mm. C'è gente Allora. che non sa come arrivare a fine mese, voglio dire, no, voglio dire, ognuno ha i suoi problemi e li vede, magari un gigolò, magari dai, no, adesso non dice che sto no. scherzando. Allora, Oh, è una vediamo se battuta. lui la tradirà fisicamente Dai, in vediamo. futuro. Volodymyr. Volodymyr tradirà Elena in futuro. Magari non sono neanche più assieme. Chissà, vabbè, tradire si presume che stiano assieme. Vabbè, facciamo 5 carte, dai. Beh, insomma. Allora, È un... Sibille, vediamo se nel prossimo periodo... Vabbè, io giro 5 carte, comunque vediamo, non è che chissà quanto in là, però se lui ha la tendenza viene fuori comunque. Allora, Sibille, per favore ditemi se Volodymyr tradirà Elena fisicamente. Perché ci sono persone che magari si lasciano, ma loro, signore persone che sono con questa persona, certo. Beh, diciamo che il flirt gli piace a questo ragazzo. No, guarda lì. Beh, non so più come dirtelo. La Hilde dopo queste carte non sa più come dirtelo. Oh, guarda l'espressione. Uccelli di rovo, il film. Te lo ricordi quel film? Sì, me lo ricordo. Una cosa un po' così. Lui era un prete. Allora. Lui era un prete, quindi stai attento di Santerelli, perché dopo queste carte qui... Beh, diciamo che soffrirai, Tosto il tizio, guarda lì. Andiamo avanti. Tosto, lascia stare, vai. Vediamo Vanessa. Buonasera, Se migliora il matrimonio tra Andrea, 10 febbraio 74, e Enza, 22 gennaio 79. Finirà questa crisi? Grazie mille. Su queste cose qui noi siamo veramente... Allora, saremo più delicati, certo, vediamo un po'. Chiaro che noi le mettiamo giù sul ridere. Sì, siamo qua anche per sdrammatizzare. Voglio rileggere i nomi, scusami, Andrea e Enza. Lui è del 10 febbraio 74, Enza 22 gennaio 79. Vediamo se migliorerà il matrimonio. C'è tanta lotta di dentro, 70. E di dentro né sì né no sempre, guarda. Non vedo acuti. Non vedo acuti dopo l'otto. Sembra un sì, però che dopo va. Sai, certi vasi quando sono rotti li puoi anche incollare. Vediamo un po'. Sai, il problema è che la situazione lì deve essere veramente caotica. Allora, vediamo di fare c'è qualche tentativo di andare sul miglioramento, ma poi subito si ritorna dentro come... Hanno veramente voglia il diavolo della Tasmania che sbatte contro, va adesso. Hanno veramente voglia di migliorare se stessi, per migliorare il matrimonio, di prendere non c'è scritto che va dentro il no, ma neanche sul sì e no. Allora, sai, sono quelle cose che magari vanno avanti, ma perché c'è il moto, come dire... Perpetuo? No, hanno spinto la barca finché va, però vediamo. Tipo, chi era quello che la cantava? Finché la barca va, lascia, non aspetta, non mi viene in mente. La Zanicchi? No, era un'altra signora più grande della Zanicchi. Oretta Berti? No. Più vecchia. Google. È importante quella canzone. No, perché io non posso stare con un dubbio. Allora, finché la barca va. Finché la barca va. Vai. Così, poi se voi lo conoscete ditecelo. No, è Oretta Berti, avevi ragione tu, perché il vecchietto ha sempre ragione. Ragazzi, scaricatelo questo video, perché il vecchietto ancora una volta, oltre che col pendolino, anche a livello discografico. Ma io ero troppo piccola. Lei era troppo piccola, ma io avevo già la Oretta Berti che mi diceva:
finché la barca va, lasciala lasciala andare. andare. Allora vediamo dunque Adesso mettiamo il su matrimonio fra Andrea e Enza. speriamo che le sibille siano più generose. Carta pesantissima, C'è uno stallo terribile. Lì, veramente. Sai, pensano a qual è la cosa più giusta da fare, ma non prendono nessuno. Guarda qui che partenza. È la fine dell'amore proprio. Sì, poi C'è anche una nemica. C'è una nemica lì che balla dentro. Allora, attenzione, perché sembra che siano un Nuovo capitolo. nuovo accordo, che stiano cercando comunque. Sì, guarda cosa cercano. Dai, su. No, qua è la separazione. Qui c'è la separazione. Non lo so, però vabbè, dobbiamo essere positivi. Vuoi che la leggo io? No, No. leggo io. Leggi, Allora, va. il sentimento credo che sia già finito nel passato. Già è un qualcosa di concluso, ci sono già stati dei problemi, probabilmente c'è di mezzo una signora, una persona, esatto, donna. Non necessariamente questa cosa è sfociata in un rapporto, in una relazione vera e propria, potrebbe essere stato un flirt abbastanza importante, ma non. Ecco, quando c'è il ladro è più pericolosa la situazione. Qui diciamo che però ha contribuito in buona misura. Lo stesso adesso vedo che in qualche modo stanno cercando di ricucire. Perché c'è il mercante, dunque il mercante è una carta che parla di accordi, nuove trattative, nuovi accordi, anche perché loro hanno interessi economici importanti insieme, probabilmente hanno magari un mutuo, comunque delle spese di solito materiale. Esatto, ci sono dei legami. Scusa, potrebbe essere anche una barca. Con la barca che si lascia andare. Allora, c'è sicuramente al di là di un legame sentimentale, ci sono dei legami anche economici, materiali. Sì. E dunque sulla base di questo diciamo che attualmente hanno trovato un mezzo compromesso, comunque un punto di incontro. Però sai, vedi che una matrice, un po' confusione. Cercheranno di cambiare ancora. Ma alla fine, no, secondo me alla fine, cioè nel prossimo periodo comunque qualcosa ancora c'è, qualche problema, qualche cosa. Perché poi vedi deliranti. La competizione. Poi questo cambiamento repentino, a meno che non fosse un viaggio. Però. Sì, o è un viaggio per ricucire, oppure comunque c'è il cambiamento di strategia o di rotta da parte di qualcuno, non si riesce a capire chi dei due, perché è l'ultima carta a chiudere, però probabilmente dopo l'ennesimi pettegolezzi, sì, perché poi c'è la gente che pettegola, che arrivano, magari voci di un amante, non lo so quello che è, però insomma la cosa diventerà problematica. E devo dirti che nonostante il tentativo di ricucire, probabilmente arriveranno da un avvocato, secondo me. Secondo me in futuro arrivano da un avvocato. Va bene. Dai, facciamo ancora una, ma perché. Rispondiamo ancora, visto che abbiamo chiacchierato 9 minuti all'apertura. No, comunque sarà dura. Allora, Rossella. Rossella, via. Vogliamo mollare l'attività che abbiamo aperto pesca sportiva. Voi che ci consigliate? Salvatore 12 aprile 74. Va bene. Assunta, scusate, sto salutando l'Assunta che noi vecchietti, noi sì. Guarda che l'avevano detto più di uno, anche Antonio. Bravo Antonio! Noi degli spalti, noi siamo quelli della vecchia scuola, Antonio. Allora. Non ci sono più le orette Berti, oggigiorno ci sono. Lasciamo stare queste oggigiorno. Andiamo avanti, va. Troppo in su. Troppo in su. Qua, eccola qui. L'attività di pesca sportiva. Vediamo un po'. Vediamo se. Allora, chiudere sì o no? Cosa gli consiglia il pendolino? Devono chiudere? No.
Allora, come ho già spiegato tante altre volte, no? Alcune volte dei momenti duri in attività bisogna resistere, perché da quei momenti duri poi nasceranno nuove opportunità. Il pendolino vi dice di non chiudere anche se magari si è in perdita, perché molto probabilmente nasceranno da quelle macerie cose sicuramente positive. Se voi chiudete adesso, cioè io potrei raccontarvi adesso, non è il momento, no? Però ci sono state delle persone che hanno chiuso per andare via, aprire nuove attività, e sono caduti dalla pentola alla brace, no? Quindi se il pendolino vi dice in questo momento di resistere ancora sulla breccia, certo che sono periodi durissimi per la pesca sportiva, però molto probabilmente se chiudete cadete da pentola alla brace. Allora, vediamo cosa vediamo. dicono le sibille. Poi ci tengo a dare risposta a Lia, che dice che non ce la fa mai ad avere risposta, anche perché abbiamo risposto a molte persone a cui già in passato... È vero, Lia, hai ragione. Hai ragione. Adesso comunque Lia, tieni duro, alla prossima Resisti, la prossima, l'ultima è la Lia. Ok, allora rispondiamo dunque a Rossella per Salvatore, 12 aprile 74, vediamo se cosa consigliano le sibille. Digli a Salvatore di resistere. Allora, sibille, per favore diteci se Salvatore e Rossella devono chiudere l'attività di pesca sportiva, o comunque diteci voi quello che devono fare, grazie. Esatto, è importante, soprattutto sul lavoro. Sì. No, c'è ancora, dovete darvi ancora da fare. Il taglio dice tenete duro, lavorate, dateci dentro. Magari siete voi che dovete fare nuovi accordi, cercare nuovi ambiti dove, certo voi direte ma la pesca sportiva quella è. No, magari andate a parlare alle scuole, magari andate a parlare ai circoli ricreativi, datevi da fare, dovete darvi da fare. Questo è un po'... Perché sono carte positive al taglio. Sì, al taglio sì. Allora, è chiaro che ci sono, vedi che già parte con una... però guarda, dai, ci sono più preoccupazioni, vedi, di quelle che sono. Ma è uscito ancora? No, guarda. Allora, l'esito è un po' pesante, ok? Però avete ancora del margine. Evidentemente non vi dovete dare per vinti e dovete fare attenzione a persone che non saranno molto oneste con voi. Dunque cercate di, come dire, stare attenti a chi può magari proporvi un cambiamento o la chiusura. Vedi che la chiusura non... Vedi, qua c'è la chiusura, il ladro e il vedovo. Secondo me la rimpiangono. Se voi chiudete, a me sembra chiaro il messaggio delle sibille. Lo so che voi state pensando, vedi, questi sono i progetti e non sapete cosa fare, pensate di chiudere. Però potrebbe rivelarsi un grande rimpianto, capito? Allora, guarda qua. È chiaro che avete avuto degli ostacoli, delle difficoltà, forse chi vi doveva dei soldi non ha pagato. Vuoi dire qualcosa? No, adesso quando li salutiamo poi beviamo qualcosa. Va bene, scusa, no, era perché sentivo che continui a parlare. No, ti ringrazio. Allora, qualcosa va sistemato e probabilmente avete avuto aiuto da un genitore, qualcuno grande che vi ha aiutato un pochino, dunque avete tenuto botto e adesso chiaramente lo so che vorreste riuscire a volare alto, però la fortuna è dalla vostra, non vi preoccupate, vedi, dovete solo azzeccare i passi giusti, non prendere nulla sotto gamba e non abbattetevi, ok? Lui non si deve abbattere, secondo me è lui quello che si abbatte, vedi che c'è il Gran Signore e l'ammalato. Allora, è chiaro che c'è un po' di confusione, ma le carte dicono di conservare, questa è una carta che conserva, conservatrice, sì. E di stipulare nuovi accordi. Guarda qua, ben 2 volte, andate a parlare con delle persone, cercate come conservare la vostra cosa, vedi che poi ce la riuscite. Questa è una carta che quando è da sola o vicino a carte positive amplifica il senso positivo e amplifica il senso negativo dove è negativo. In questo caso porta buona fortuna e buona speranza per il futuro. E come ho già detto, se pensate di chiudere può diventare, vedi, se pensate di chiudere può diventare un motivo di pentimento. Dunque, quindi Salvatore resisti perché le sibille sono dalla tua parte. Tenete duro, ci sono delle occasioni dietro l'angolo se le andate a cercare, però dovete muovervi, non vi pioverà addosso.
Allora, abbiamo detto che rispondiamo a Lia, perché Lia. glielo abbiamo detto. Allora, e poi questo tanto non ce la faccio, così ti dimostriamo subito che non è così che funziona. Allora, vuole sapere se troverà, perché lei qua scrive quando, chiaramente col sì e il no non possiamo dire un quando, però possiamo dire se troverà di nuovo un po' di tranquillità, visto che Lia, adesso va dice male in male. tutti i campi. E magari un periodo così. Vediamo per Dai, Lia, dai. per Lia, dai, vediamo un po' se troverà la sua tranquillità. Comunque attivate i circuiti del sito del capitano. Sì, ma sì, cominciate ad attivarli, la protezione di Giove, scaricatevi un po' di Sì, cose. allora Lia, ti dico già la risposta è sì. Allora, l'importante è che scarichi i vari circuiti radionici, maledetti di Hilde, li attivi, comunque in futuro sicuramente sarà nettamente più positivo. Andrà meglio, sì. Vediamo cosa dicono le sibille così per il prossimo periodo. Sì. Allora, Lia, 6 marzo 69. No, ce la fai, Sibille, Lia, diteci se andrà, come andrà per Lia nel prossimo periodo. Grazie. Sì, esatto. Guarda com'è preoccupata adesso. Sei molto sembra preoccupata, di dover affrontare cose insormontabili. Sì, è guarda. bloccata. Sì. Però C'è guarda. qualcosa che ha chiuso sicuramente. Sì, ma guarda che cazzo stupendo, insomma. Aspetta a parlare. Allora, ascolta. Effettivamente la linea del passato è duretta, il presente è incerto, cioè ci sono delle occasioni fortunate che sembrano portare qualcosa, però anche della confusione. Io ritengo che buona parte di questa situazione così confusa sia legata comunque a questo passato, dove vedi che c'è, come dire, un blocco che effettivamente ha portato anche dei ritardi in tutte le direzioni, qualche progetto, qualche persona, qualche progetto che praticamente sembrava dovesse concretizzarsi, in realtà andava ad allontanarsi o comunque c'è stato qualche momento di difficoltà che ti ha obbligato in un certo senso a pensare, a trovare nuove opzioni, nuove possibilità che però ti hanno lasciato magari più rimpianti. Allora, io non so perché sei stata molto generica nella domanda e non so bene in quale campo, ma a quanto pare se dici in tutti i campi questa risposta si applica un po' a tutto, dunque i progetti, i sentimenti, tutto si è allontanato e ti ha dato, come dire, l'input a riflettere, a cercare nuove risorse, nuove risposte, però vedo che nel passato recente, insomma, o hai rimpianto delle scelte che hai fatto, oppure il senso di solitudine si è accresciuto, o addirittura le due cose. Allora, ascolta però, come ti dicevo, non ti abbattere, perché al presente già sembra che si stia muovendo qualcosa, perché intanto mi apre con la carta della fortuna. E questa è una carta di attesa però favorevole, è vero che c'è un po' di confusione, però c'è anche l'amore, dunque delle occasioni che possono essere fortunate. Apre e chiude con 2 carte di occasioni che possono arrivare all'improvviso, dunque fatti trovare pronta perché sono imminenti. Richiedono anche un tuo cambiamento, una tua azione, o magari probabilmente ti arriva una qualche proposta che arriva da fuori, da lontano, e dovrai spostarti, viaggiare. Non so dirti in che direzione, perché non so se parla di lavoro, non so se parla di amore, non so tu quale delle due cose vorresti sapere di più, perché sei stata generica nella domanda. Dunque ti chiedo già venia, però vedo che c'è un miglioramento. È possibile che un momento o si vada a chiudere un'amicizia nel prossimo periodo, oppure che di nuovo ci sarà un momento di abbattimento. Però sai, secondo me hai accumulato troppa negatività. Questa è una carta che compare sempre quando c'è un qualcosa di parecchio negativo addosso, dunque magari dovresti
non so, Attivare i circuiti. attivare qualche circuito, c'è un po' di negatività, però guarda, gran consolazione, stanza matrice, dunque sai che si muove qualcosa. In positivo, secondo positivo. me sì, hai accumulato del negativo, ma secondo me sei anche prossima a chiudere qualcosa che non funziona più e poi vedi che arrivano cose positive. Sì. Allora, attenzione, ci sono delle buone occasioni, fai attenzione che nascondono qualche piccola insidia, però tutto sommato, allora, o l'insidia arriva da una persona che comunque ti è vicina, oppure sono degli ostacoli che ti impediscono, o magari si è creato un clima di competizione con una persona che hai intorno, che hai accanto. Dunque, probabilmente, forse anche questo è un po' la causa di tutto. Visto che sono però le carte diciamo di da esito. come è partita l'arrivo è Però stupendo. sai, sei partita con un blocco impressionante e dunque il progredire sembra migliore. Anche queste due carte sono di un'opportunità più sono carte positiva. buone. Certo, Occhio c'è che magari qualcuno qualcuno non proprio di cui ti devi fidare del tutto. Cioè, in sintesi, sei partito da una situazione estremamente svantaggiosa, ma andrà meglio. Ma andrà sicuramente molto meglio, devi avere un pochettino di pazienza. Di pazienza, sì, Lia. Comunque vuol dire che attiverai i circuiti. Sì, ti auguriamo di farlo. Sono gratuiti. Vai a cercarli sul sito ilcapitano.altervista.org. Ci sono un sacco di dispense con tutte gratuite. Hanno già gratuite. scaricato più di 200.000. Esatto. In queste dispense trovi comunque anche le spiegazioni di utilizzo dei vari circuiti. Esatto. Se hai dubbi, però trovi spiegazioni anche sul canale YouTube del Marietto Veneziano e anche sul mio canale. Bene, direi che per stasera abbiamo fatto più di un'ora. Spremuti. Abbiamo parlato 9 minuti del più del meno, un po' di spiegare. Vi ricordiamo che domani sera, domani mattina alle 10 siamo sempre qui in onda con le spiegazioni per le previsioni del giorno, alcuni circuiti che abbiamo preparato in questo periodo. Hai ideato lei, preparato io. E le previsioni anche per i nati del giorno, cioè dunque le previsioni del giorno, i nati del giorno e altre chicche, altre perle di esoterismo. Poi alle 21:30 di venerdì invece solo il The Garda, se volete non più professionalità, perché anche il vostro Marietto c'è per voi, però voglio dire, sarà più un contatto direttamente con il The Garda, senza l'intromissione del mio super magico pendolino. Ma no, è sempre benvenuto. Comunque saremo noi. Va bene. Grazie a tutti. A domani mattina, se per chi ci sarà, comunque potrete vedere anche successivamente i video perché saranno sui canali. Buon proseguimento di serata. Grazie di averci seguito. Alla prossima. Alla prossima. Grazie. Ciao. Amici. Ciao.